Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie cara Castellana, do il ben trovata alla nostra capitana Laura Ravetto, buon pomeriggio. Adesso dai capitana non esageriamo, dai su, no. Com'è che eravamo? Castellana. Vabbè, Castellana capitana era per la precisione, perché lei è Castellana, tu sei la padrona di casa, quindi comunque. Allora sono la capo Castellane. La capo Castellana, amici miei, venendo dall'avventura, non mi piace buon capo, pomeriggio. non mi piace. No, non mi piace capo, responsabile delle Castellane. Ecco, la responsabile delle Castellane. Sono le 14:20, noi abbiamo cambiato collocazione, d'ora in poi andremo in onda al martedì dalle 14 alle 15. Abbiamo Cara cambiato Laura, collocazione orario e Laura sì, si è confusa dell'orario, quindi mi scuso con tutti gli ascoltatori per i 20 minuti di ritardo, colpa mia. vabbè, non ti preoccupare. Senti, allora, noi intanto cominciamo la trasmissione di oggi ricordando ai nostri ascoltatori il telefono allo 0292947222. Laura, senti, io ieri ti ho vista con uno splendido nero lungo, elegantissima come non mai. Dov'eri di bello, se te lo posso chiedere? Guarda, ero di bello in un posto molto bello, nel senso che ero di un famoso hotel milanese che non menzioneremo, con la presenza del premier Matteo Salvini e del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nonché innumerevoli colleghi, penso a Alessandro Morelli, Claudio Borghi, c'era Bagnai e soprattutto con moltissimi imprenditori e imprenditrici, cuore pulsante del nostro paese. Cioè veramente ci saranno stati, credo, sui 250-300 imprenditori e imprenditrici di altissimo livello. E per altissimo livello intendo persone che producono, che costruiscono PIL. Quindi è stata una serata veramente molto molto piacevole e anche penso interessante per tutti. E beh, immagino anche che loro vi abbiano insomma un pochettino raccontato le difficoltà che si trovano ad affrontare nel loro mestiere tutti i santi giorni, e chiaramente queste sono occasioni quanto mai utili per la politica, per sentire il polso della nazione e chiaramente mettersi a sua disposizione e venire incontro. La politica alla fine è anche l'arte del possibile e la risoluzione di tutta una serie di problemi. Anche noi. Sì, allora naturalmente è ovvio che la prevalenza dei presenti era lì per supportare il partito e per ascoltare il vice premier e anche il ministro dell'economia. Quindi, però è anche vero che ai tavoli c'è stata la possibilità di confrontarsi. Io per esempio ero a un tavolo molto interessante in cui insomma c'erano dei settori specifici, nella specie i rifiuti e l'energia, e quindi è stato molto interessante confrontarsi, ma io per esempio sono venuta con degli imprenditori della nautica invece, i quali hanno avuto la possibilità anche così di parlare tra di loro, confrontarsi anche sul, per esempio, il fatto che un mercato che era stato distrutto magari no, ma ci eravamo andati vicini con le politiche di sinistra. Vi ricordate, no, il famoso, diciamo, tassa di Monti sulle barche, sugli yacht, che adesso è in ripresa, perché comunque è anche un settore dove l'Italia ha delle presenze lideristiche, e però c'erano rappresentanze di tutti i settori, c'erano, guarda, anche molte imprenditrici, alcune le conosco, alcune sono anche mie amiche, e sì, è stato un momento di ascolto ma anche di scambio di opinioni, perché è chiaro che il politico fa di tutto per essere sempre aderente alla realtà, però poi è anche vero che noi, presi dalle nostre dinamiche, magari non abbiamo tutte le occasioni di confronto diretto, e quindi questi sono dei momenti belli perché sicuramente aiutano. Devo dirti, c'è stata anche una bella prospettiva sul futuro da parte di Matteo Salvini, sia con riferimento al futuro fiscale del nostro paese, all'impegno non solo sulla diminuzione delle tasse ma anche sulla rottamazione, così come c'è stata una spiegazione perfetta del ministro dell'economia rispetto alla questione dazi,
e rispetto anche alla questione armamenti, dove per esempio il ministro ha spiegato che parlare di 5% di spese militari non è la stessa cosa a seconda dei paesi europei rispetto alla percentuale per esempio di debito che hanno, e quindi siamo sempre lì che certe volte le decisioni europee sono prese così senza tener conto delle specificità nazionali, quindi è importante avere un governo che, cosciente di questo, prende posizione a tutela di quelle che sono le prerogative del paese. Certo, chiaramente. A proposito di lavoro, allora vorrei introdurre il primo argomento di quest'oggi, che arriva dritto dritto dall'Espresso. I numeri del nuovo report dell'UA pubblicato ieri, se si guarda ai vertici aziendali, la situazione resta la stessa. Solo il 35% delle donne ricopre ruoli apicali nell'UE, mentre nel nostro paese questo valore si ferma sotto al 28%. Se in Europa lavorano in media 7 donne su 10, in Italia va molto peggio. E con un tasso di occupazione femminile sotto il 53%, cioè poco più di una donna su 2 occupata, il nostro paese è fanalino di coda tra i 27 stati europei. Se si guarda poi ai vertici aziendali, secondo il report dell'UAT, la situazione resta la stessa. Solo il 35% delle donne ricopre ruoli apicali in Europa, mentre in Italia questo valore si ferma sotto al 28%. Insomma, siamo sempre là, le donne non riescono a sfondare. Allora, secondo me l'approccio non è le donne, l'approccio è: bisogna introdurre più criteri meritocratici, nel senso che più tu introduci percorsi meritocratici, più è provato che l'equilibrio maschile e femminile si riallinea, perché è evidente che le capacità femminili sono equivalenti a quelle maschili. Anzi, adesso io non voglio sembrare, perché poi si sembra quasi troppo di parte, però l'esempio sono i concorsi pubblici, no? Dove c'è la prevalenza di vittoria addirittura da parte femminile, specialmente nei ruoli cosiddetti apicali. Quindi secondo me il tema non è tanto soltanto impegnarsi su parlare di donne inteso come quote nei CDA, ma è soprattutto intervenire dal punto di vista meritocratico, e poi intervenire su un punto, Antonino, di cui parliamo sempre, che questo governo ha affrontato, che è il cosiddetto elemento di svantaggio della donna rispetto all'uomo nell'ambito lavorativo, la cosiddetta motherhood penalty. A me non piace parlare di penalty, cioè di penalità associato al concetto di maternità, perché io anzi ritengo che in questo le donne siano privilegiate, te lo dico, rispetto agli uomini, perché hanno il privilegio di portare avanti una gravidanza. Però è indubbio che nel mondo del lavoro questo diventa un bias, è indubbio, no? E quindi questo governo ha lavorato tantissimo per colmare questo, lo diciamo spesso, abbiamo fatto decontribuzione per le mamme lavoratrici, abbiamo noi aumentato per mensilità adesso pari a 3 fino all'80% dello stipendio, che sono numeri altissimi, il congedo parentale volontario anche a favore dei padri, per consentire quindi alla famiglia di scegliere se a casa col bambino ci sarà la mamma o ci sarà il papà. Detto questo, i risultati si sono visti, perché tu hai letto dei numeri correttissimi, però è anche da dire che con questo governo per la prima volta negli ultimi 30 anni c'è stato un aumento decisivo di donne impiegate nel mondo del lavoro. Quindi è indubbio che queste sono le pratiche che funzionano. Quindi sia per i ruoli apicali, sia per i ruoli diciamo anche un part-time, perché poi la donna può scegliere come può scegliere l'uomo, è importantissimo tenere conto di quell'elemento che è la maternità, che in qualche modo crea un sistema di svantaggio. A questo governo è chiaro e lo sta facendo. La sinistra, per ragioni ideologiche, parandosi dietro il concetto volete le donne madri, fate le cose solo per le madri, ma premesso che vogliamo le donne madri banalmente perché vogliamo i padri, perché banalmente vogliamo che il nostro Stato continui diciamo a sopravvivere, e quindi vorremmo non entrare nell'inverno demografico, l'inverno demografico, ma il tema non è che vogliamo le donne madri, è il contrario, vogliamo le donne madri e che possano scegliere di lavorare, che è una cosa su cui la sinistra non si è mai impegnata. Però dopo questo discorso volevo farti ancora una chiosa sulla scena di ieri sera, che non possiamo non fare in questa radio, ricordando che il moderatore era il nostro direttore Sallusti,
che è stato molto bravo, soprattutto poiché, come hai detto tu, c'era molta materia di confronto, c'era all'inizio un cicaleggio pazzesco perché tutti ci siamo trovati subito ai tavoli, e devo dire che Sallusti è stato in grado di riportare l'ordine prima di presentare un bellissimo video della Lega e poi introdurre naturalmente i discorsi di Matteo e di Matteo Salvini e di Giorgetti. Quindi questa chiosa era doverosa, la dobbiamo fare i complimenti al nostro direttore, sinceri, perché diciamolo Antonino, non ci torna nulla, non è che ci dà un'ora in più di radio, facciamo i complimenti sinceri al nostro direttore. Molto volentieri, sì, lui sa come si padroneggia l'uditorio, quindi era l'uomo giusto al posto giusto. Esatto, era l'uomo giusto nella sera giusta. Laura, ti chiedo un momento di pausa perché sono le 14:30 e torniamo subito. Va bene. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a voi la linea. Grazie Sveva. Le 14:31 e 9 secondi, l'altra metà della radio. Antonino Danna al microfono con voi, con Laura Ravetto. 029294 7222, se volete telefonarci, 340 670 9659 se volete dire la vostra attraverso il WhatsApp o la zappa, che dir voglia. Sì. Laura, è venuta l'estate e l'estate nel prosieguo della nostra rassegna stampa diciamo che a volte fa andare a qualcuno l'ebollizione al cervello. Cosa è successo? È successo che sono qui su ildolomiti.it, approfitta della folla per fotografare donne e ragazze sotto la gonna, turista cinquantenne in vacanza sul Garda con la moglie, fermato e denunciato. Nel suo personale archivio sono state rinvenute migliaia di foto scattate in diverse città italiane. L'uomo ha provato a dileguarsi, ma è stato bloccato e denunciato. Tutto questo è successo a Sirmione, scrive il Dolomiti. Era in vacanza sul lago di Garda assieme alla moglie, ma oltre a fotografare le bellezze paesaggistiche, si dilettava con la sua macchina fotografica e col telefonino a scattare foto di donne e ragazze, addirittura sotto le gonne. Turista francese cinquantenne è stato fermato e denunciato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Sirmione, dove in seguito a una segnalazione sono intervenuti i militari. L'uomo infatti, approfittando della folla di persone, allungando la mano scattava le foto incriminate per aggiungerle alla sua personale collezione. Sì, perché una volta fermato è emerso che nel suo personale archivio c'erano circa 5.000 fotografie scattate in diverse città italiane, alcune delle quali, tra l'altro, riguardavano delle ragazze molto giovani. Il cinquantenne, alla vista dei carabinieri e della polizia locale, ha inoltre provato a far perdere le proprie tracce, mescolandosi tra i turisti, venendo però bloccato in breve tempo. Condotto in caserma, al termine delle procedure di rito è stato denunciato per reato di molestia o disturbo alle persone. Cioè, ma è possibile che esista ancora gente del genere? No, non è possibile che esista gente del genere, però non è per fare la benaltrista che dice che il caso italico non sia vergognoso perché c'è più grande vergogna. Sappi che questo caso vergognosissimo, soprattutto perché parliamo, vabbè, donne in generale, ma addirittura ragazzine, quindi una vergogna. Tu sappi che la mia visita in Giappone mi ha portato a notare che su tutte le metropolitane giapponesi c'è un divieto di fotografare le donne sotto le gonne, perché evidentemente c'è un'attitudine generale di uomini che sulle scale mobili fotografavano le donne da sotto. Cioè, io trovo questo una cosa scandalosa, anche una forma. Io sono sempre una che fa attenzione a usare il tema, la parola violenza, nel senso che no, è chiaro che poi non si vogliono sminuire le violenze, diciamo, fisiche relative alle percosse o addirittura agli stupri, però è indubbio che si tratti di una
di una forma di violenza nei confronti della donna, cioè quindi è uno scandalo. Io penso che ci siano tutte le norme adeguate dal punto di vista penale anche per punire una situazione del genere, però sai, quando sento raccontare di queste cose penso sempre che oltre alla sanzione bisognerebbe trovare un modo, che poi è il modo escogitato dagli americani, loro lo fanno per gli stupratori, loro pubblicano le facce di questi uomini condannati ovviamente, quindi accertata la condanna nei vari gradi di giudizio per stupro verso le donne, e li pubblicano nelle metropolitane, sui tram, perché per ragioni di sicurezza, perché dicono noi avvertiamo le donne con chi potrebbero avere a che fare quando incontrano queste persone. Ora io so che questa cosa sarebbe molto criticata a livello italiano, perché si direbbe vabbè, ma quando uno ha scontato la sua pena deve tornare nell'anonimato, ma io credo invece che per certi reati particolarmente efferati, non ti so dire questo, ma sicuramente quelli di violenza o quelli di stupro, sarebbe giusto una forma di comunicazione pubblica, perché secondo me l'onta e la vergogna è una punizione necessaria in questi casi. Non so se sono esagerata, se vuoi correggimi. No, è che più che altro io temo l'errore giudiziario, cioè da un Questo è un buon lato l'idea elemento, della per gogna carità. è giusta, dall'altro mi chiedo se ci va di mezzo uno che poi si prova a essere innocente, che si fa? No, va bene, però questo vale per tutto, cioè ecco, con questo ragionamento dovremmo allora non mettere neanche le sanzioni detentive, perché poi se c'è qualcuno che sbaglia va in carcere qualcuno Beh per no, sbaglio. questo No, no, io per penso che in carità. questo caso sarebbe necessario continuare ad agire, e di questo abbiamo parlato anche ieri sera, con una riforma della giustizia che porti a una responsabilità dei magistrati che sbagliano, perché i magistrati che sbagliano non devono più giudicare, questo è semmai, ma non certo rivedere le norme punitive in base all'errore umano, perché se la mettiamo così, allora nel nostro paese, visto quello che abbiamo visto, dovremmo fare delle riflessioni sul codice penale tutto. Certo, questo è pure vero. A proposito di giustizia, diciamo così, qual è la richiesta che vi è stata fatta dagli imprenditori? Ma guarda, ha spiegato benissimo Matteo Salvini che il primo punto che le aziende portano come problema di competitività, ma le aziende straniere, quando vogliono investire, quindi non solo i gruppi italiani, ma anche i grandi gruppi stranieri che vogliono investire, il primo punto di mancanza di competitività del nostro paese rispetto agli altri non è le tasse, che già le tasse, no, è un problema, tant'è che ci impegniamo ad abbassarle, ma è proprio l'aleatorietà della giustizia. Io me lo ricordo quando ero legale d'azienda, che il mio amministratore delegato spesso pretendeva giustamente che io gli spiegassi in 4 slide con certezza quali sarebbero state le conseguenze, ad esempio, del licenziamento di un dirigente piuttosto che di un dipendente X. E quando vedeva che le mie 4 slide però erano 12, perché c'era la possibilità che un giudice dicesse così perché c'era stata una sentenza così, che un giudice dicesse cos'ha perché c'era una sentenza cos'ha, o addirittura mi ricordo una volta che dovetti mostrare una slide in cui un giudice aveva deciso che un dipendente, ancorché colto in flagranti a rubare, era stato reintegrato nel posto di lavoro, l'amministratore delegato della mia società, che era americano, mi guardava sconvolto. Tu comprendi che per un americano decidere di fare, che so, un nuovo impianto di produzione in Italia, assumendo, che so io, non so, 400 persone, ma dovendo sapere che se per caso la produzione non va ai ritmi che ritiene lui, potrebbe essere costretto magari a ridurre il personale e non avere una certezza sulle modalità, perché è più serio dire guarda, tu non puoi licenziare nessuno, piuttosto che dire guarda, tu teoricamente puoi licenziare chi ruba, però magari un giudice te lo reintegra. Tu capisci che questo disincentiva totalmente gli investimenti nel nostro paese, per non parlare della lunghezza dei processi. Se un soggetto dice ma io se poi maturo un credito, per esempio nei confronti di un altro competitor, ma in quanto tempo lo recupero avendo ragione? Si sente rispondere da un avvocato ma probabilmente ci sono 3 gradi di giudizio, poi si va per le lunghe in 14 anni, capisci che diventa difficile investire. Quindi insomma quando si parla di riforma della giustizia
oltre che giustamente parlare di responsabilità di responsabilità dei magistrati, di riforma della giustizia penale, che è sacrosanto e su cui si sta, spero, lavorando, anzi lo vedo, spero, c'è stato e bisogna andare avanti. C'è anche un tema di accelerare i processi e di certezza nei giudizi di natura civilistica, perché come ha detto ieri Matteo Salvini, l'incertezza è il primo elemento che disincentiva gli investimenti. Sì. Un amministratore deve sapere, un socio di impresa, un investitore deve sapere esattamente a cosa va incontro quando fa l'investimento. Non è detto che debbano essere tutte risposte positive, ripeto, gli si può pure dire guarda, in Italia non c'è la stessa flessibilità sul licenziamento che c'è in Francia, bene, ma lo deve sapere con certezza, non che non saprà mai come va a finire la storia perché dipende dalla discrezionalità dei magistrati, che deve essere preservata ma nell'ambito di regole precise, chiare. Esatto. Credo sia lampante come cosa. Una giustizia pronta permette di recuperare punti di PIL e purtroppo una giustizia farraginosa come quella italiana spesso ci è costata competitività e punti di PIL. Hai pienamente ragione. Laura, intanto mentre noi ci abbiamo agli ultimi 15 minuti della trasmissione, volevo leggerti questa notizia che è stata pubblicata da Repubblica. Nelle cronache Maria Novella De Luca scrive: la maturità di Miriam, orfana di femminicidio, agli esami con mamma nel cuore. A 2 mesi dal delitto a Udine di Samia Bent Rejad Kedim, la figlia ha affrontato con successo gli scritti e gli orali. I prof ha insegnato più lei a noi che noi a lei. Lo vogliamo ricordare per i nostri ascoltatori chi era appunto Samia. Samia era, sono qui su Udine Today, una donna che è stata uccisa, ferita a morte prima dall'ex marito che era tunisino come lei, e l'uomo dopo il divorzio non abitava più in casa, però ha ritenuto opportuno andare 2 mesi fa in casa di lei e sostanzialmente passare dei giorni a casa dalla moglie, secondo quanto è stato poi trovato dagli investigatori, vessandola e intimorendola, così come faceva con le figlie femmine. Costringeva quindi le donne di casa a stare tutte in una stanza, chiudendo a chiave i locali che frequentava lui. Sarebbe stato munito, secondo i primi riscontri, di braccialetto elettronico. Non è ancora chiara la dinamica che gli ha permesso di arrivare a casa dell'ex moglie, ma sembra che nella giornata dell'omicidio l'uomo godesse di un permesso di 2 ore. Dopo aver commesso il delitto, l'uomo è scappato verso ovest in auto, perdendo la vita in un incidente a Basaglia Penta di Basiliano lungo la statale Pontebana. Ecco, quindi un padre così violento, un padre così patriarcale, lo possiamo dire tranquillamente, e però la figlia va a dare la maturità. Mi sembra sia non soltanto un modo per onorare la memoria di sua madre, ma anche un modo per ribadire che le donne in Italia devono avere la libertà di costruirsi una vita e devono avere la libertà di trovarsi un posto di lavoro, di raggiungere gli alti gradi degli studi, come dice la Costituzione. Esattamente, un segnale di speranza. È una ragazza che comprende che finalmente in una società dove a lei è consentito ottenere l'indipendenza culturale, che poi è la chiave per avere l'indipendenza economica, che poi è la chiave per non essere costrette magari a soggiacere o comunque a venire, diciamo, in contatto con degli uomini violenti, perché come diciamo sempre il miglior modo per fuggire dalla violenza e in questo caso anche da sottoculture, a me non piace usare il termine patriarcale, mi basta dire sottoculture che vedono la donna come un oggetto, è proprio quello di essere indipendenti economicamente, quindi un gran segnale di speranza, sicuramente fatto in onore della mamma. Poi c'è un tema per il legislatore, c'è un tema per il politico, che è come cavolo è che si danno 2 ore di permesso di soggiorno a uno che evidentemente ha una pericolosità sociale altissima, e questo è un tema, cioè dobbiamo iniziarlo a dirlo, qua non c'è solo un tema magistratura, c'è anche un tema operatori nell'ambito dei giudizi di magistratura, cioè qua ci sono dei soggetti pagati per fare le analisi di pericolosità sociale, che vengono interpellati,
e dei giudici che quindi sulla base di queste dichiarazioni decidono se dare o meno i permessi di uscita, eccetera. È possibile che se succede una cosa del genere uno possa limitarsi a dire è uscito, è morta. Ok, io voglio il nome e il cognome di chi l'ha fatto uscire, perché la persona che l'ha fatto uscire, cioè parliamoci chiaro, un medico che non curi direttamente un malato di appendicite perché non se ne accorge, lo fa uscire, lo manda a casa e questo a casa si becca la peritonite e muore, dopo avrà una causa della Madonna da parte dei parenti. È normale che un magistrato o comunque un operatore nell'ambito della magistratura che dà un permesso premio di 2 ore a uno che va e ne approfitta per ammazzare la moglie non abbia nessuna conseguenza? E non ne conosciamo neanche il nome e il cognome? Per me non è normale. Neanche per me. Tra l'altro mi commuove molto quello che riferisce il Messaggero Veneto con Miriam, appunto la figlia della povera Samia, che dice mamma è sempre con me e sono sicura che ora sia contentissima, appena uscita dal colloquio orale dell'esame di maturità presso l'Istituto Stringer di Udine. Quindi a maggior ragione voglio vedere comunque questo fatto come un segno di speranza, come un segno che qualcosa sta cambiando, anche con questi nuovi italiani che devono cominciare a capire che qui le donne e gli uomini hanno parità di diritti. Sono d'accordo, sì. Dove invece la parità di diritti è andata a farsi benedire per il momento è l'India, e questa è l'ultima notizia della rassegna stampa. Praticamente che cosa è successo? È successo che a Calcutta, giorno 25, c'è stata una violenza sessuale contro una studentessa alla facoltà di diritto di Calcutta, dove praticamente questa ragazza, a causa del suo stupro, ha riacceso con ferocia il dibattito sull'ondata di stupri e soprattutto sulla sicurezza delle donne in India, dopo che l'anno scorso era rimasto famoso il caso di una ragazza, una giovane tirocinante medico, che era stata stuprata e addirittura assassinata. Ecco, in questo caso questa ragazza è stata violentata per ore da tal Monojit Mishra, che fa parte dello staff di questo college e che è anche un ex studente appunto della facoltà di diritto di South Calcutta. È accusato di aver preparato lo stupro insieme ad altri 2 studenti, i quali hanno sostanzialmente fermato la vittima, l'hanno bloccata e hanno filmato la violenza. Scusa Antonino, la nazionalità? Sì. Indiani, in India succede tutto questo. È esploso di nuovo il tema della violenza sulle donne. Quindi questo, mentre in Occidente noi cerchiamo di fare qualcosa e ci interroghiamo, in India invece continua l'ondata delle violenze sulle donne. Sì, Le sì, autorità Dimmi. No, io sono d'accordissimo, è uno scandalo, però ecco, vero, io credo che abbiamo, diciamo, tanto da concentrarci qua, che senza arrivare in India, è giusto avere uno sguardo su tutte queste cose, ma noi abbiamo da concentrarci qua, soprattutto sull'immigrazione clandestina, perché eventualmente questo questa tua utile segnalazione mi fa pensare che noi non riusciamo tanto a concentrare, non noi della Lega ci siamo ben concentrati su questo, ma talvolta noto che nel dibattito politico gli altri partiti hanno difficoltà a dire chiaramente, perché hanno paura di essere accusati di omofobia, di razzismo, Sì. omofobia per fortuna no, ecco, razzismo, cattiveria, brutalità, di iniziare anche a ragionare su chi lasciamo entrare nel nostro paese con particolare osservanza rispetto all'idea che ha della donna. Io ti dirò di più, sai che si parla tanto della cittadinanza eliminata per determinati reati efferati, noi avevamo anche fatto una proposta, io avevo fatto una proposta su questo, ma oltre a questo, e poi naturalmente ti dicono poi rendi gli apolidi, no vabbè, la cittadinanza ce l'hanno nei paesi di origine per lo più, quindi non è che rendo degli apolidi, se non ce l'hanno la risolveremo in qualche modo, ma intanto iniziamo a farla per quelli che ce l'hanno. Ma io ti dirò di più, io vorrei che nei vari test che fanno per la cittadinanza, test purtroppo
spesso disattesi e non dai nostri sindaci, perché noi abbiamo per fortuna dei sindaci come quest'ultimo nostro sindaco, adesso non mi ricordo il paese ma me lo andrò a rivedere, che guarda, sono orgogliosa di poterlo dire che è un sindaco della Lega, che non ha dato la cittadinanza ad una persona che aveva maturato gli anni necessari ma non parlava la lingua italiana, e io lo ritengo giusto, perché tu devi dimostrare di avere una reale integrazione, non solo che sei rimasto il tempo, però sei rimasto tutto il tempo necessario senza far niente per integrarti. Io farei anche delle domande, degli approcci sull'idea che c'è della donna, perché mi convinco sempre di più che riesco a distinguere tra paesi civili e paesi incivili, soprattutto guardando come vengono trattate le donne. Quindi se evidentemente dovessi trovare una prevalenza di situazioni come queste in paesi da cui deriva un'immigrazione verso di me, non è il caso dell'India, però me ne vengono in mente parecchi di paesi dove la donna è trattata così e dove lo stupro magari di gruppo, e tu sai che io sono firmataria di una proposta di reato specifico Sì. che è stato poi adottato dal governo, ma che nasce da una proposta dei deputati della Lega. Ecco, io ritengo che bisognerebbe fare dei test su come il soggetto vede la figura femminile e sulla base di questo anche decidere che magari la cittadinanza, anche in presenza di tutti gli altri requisiti, non la si dà. Anzi, guarda, parlo con te, perché poi quando parlo con te e talvolta anche con i nostri ascoltatori, che invito a chiamarci, anche se abbiamo cambiato giorno e orario, mi hai fatto venire in mente che faccio una proposta su questo. Adesso faccio una proposta di integrazione alla disciplina di natura amministrativa per il rilascio della cittadinanza, in cui ci metto anche un esame di valutazione, diciamo, dei diritti delle donne, eccetera. So già l'eccezione, mi diranno, metti una cosa in più solo per gli uomini. No, la facciamo a tutti, perché poi abbiamo visto anche i casi tragici di madri correre con i padri rispetto al non mandare a scuola le figlie, o peggio, come nel caso di cronaca tristissimo, dell'uccisione, diciamo, familiare di una ragazza che non voleva mettere il velo sul nostro territorio. Ecco, vediamo anche delle donne che vanno interrogate sul rispetto dei diritti delle loro stesse figlie. Infatti, è proprio questo il punto, e credo che si debba vigilare con molta attenzione. Laura, sarà una lunga estate, noi immagino andremo avanti fino alla fine di luglio, poi. A oltranza, io e te andremo avanti a oltranza, però il martedì alle 14, lo ripeto, non tanto per i nostri ascoltatori, ma più per me stessa, perché dovrò essere puntuale e non sbagliare. Però grazie, perché è stata una richiesta esplicita da parte mia, perché anche se il martedì abbiamo aula, e forse in questa conversazione qualche sbraito dei miei colleghi l'avete sentito, ma per me è più semplice, perché lunedì con tutti questi viaggi tra Milano e Roma diventava un po' poco serio nei confronti degli ascoltatori rispetto alla linea telefonica, dai treni, dagli aerei, e quindi preferisco così. E quindi grazie anche al nostro direttore di questo cambiamento. Infatti hai fatto benissimo, anche perché non si può fare una diretta dicendoci mi senti, non mi senti, dove sei, ti richiamo. Esatto, no, non era più E quindi va sostenibile, bene così. Bene Anche così, perché bene gli così. argomenti sono molto caldi, molto interessanti, e di conseguenza, a maggior ragione, abbiamo tutto il dovere di poter meditare e valutare tutto ciò che accade e che cerchiamo di presentare ai nostri ascoltatori nel corso di questa rassegna stampa. Laura, noi siamo giunti alla fine di questa trasmissione. Impegni per questa settimana? Allora, guarda, questa settimana in realtà oggi abbiamo dei provvedimenti che ci portano a pochi voti e, diciamo, non esattamente attinenti quelle che sono le mie dirette competenze, proprio se parliamo a livello d'aula, ma a livello di commissione invece ti devo dire che ci stiamo occupando di cose decisamente interessanti per l'imprenditoria, quindi diciamo sarà una settimana intensa, diciamo, soprattutto a livello di commissione. Per ciò che riguarda il Dipartimento Pari Opportunità, tu sai che c'è la discussione sul reato di femminicidio, adesso la Bongiorno ha fatto anche una proposta di relativa modifica, quindi insomma stiamo discutendo all'interno del Dipartimento insomma un po' su come verrà costruito questo istituto.
Molto bene, allora io ti ringrazio come sempre, noi chiudiamo la nostra trasmissione qui e ci ritroviamo. Arrivederci. Sì, ci ritroviamo A martedì a prossimo. martedì prossimo alle ore 14. Visto che oggi è pure il 1° luglio, ci salutiamo con una canzone che più estiva di così non si può, Sapore di sale del 1963 di Gino Paoli. Wow! Perché l'unica cosa che sia io che Laura che Sveva possiamo fare in questo momento è sognare la spiaggia. Più di questo credo che non possiamo fare. Per cui grazie a tutti. Laura, appuntamento a tra una settimana. Invece, se avete voglia, alle 18:05 trattabili, stasera c'è Zoom e ne ascolterete delle belle come sempre. Grazie a tutti, a più tardi. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia, nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Avete ascoltato l'altra metà della radio.